Oggi vi voglio presentare un vino del territorio, un vino della zona Doc Piave, è il Pinot Grigio Campe Dei 2010 della cantina Viticoltori del Piave. Voglio dire, è un vino che appartiene al territorio da questo punto di vista. Se penso al colore, è un colore giallo paglierino abbastanza intenso e cristallino, ha una discreta consistenza che vuole dimostrarmi appunto il suo equilibrio fra partecipazione dell'alcol e della glicerina. Al naso è fruttato, ma è anche floreale. Al naso ci dimostra di essere un Pinot Grigio con quelle sue caratteristiche olfattive che mi riportino al lievito, alla crosta di pane. L'idea poi che ci sia una concreta intensità e una discreta complessità che giustamente appartiene al tipo. Gusto secco, gusto morbido, gusto sapido, gusto fresco che alla fin fine mi riporta a quel vino di corpo che in fin dei conti appartiene al Pinot Grigio. E quel finale amarognolo che mi porta un po' all'idea di pensare al fatto stesso che devo in ogni caso concretizzare con queste sensazioni di lievito e di crosta di pane. Io lo accompagnerei con delle paste ripiene alla ricotta, con delle erbette stagionali. Il vino di oggi è un prosecco frizzante e l'azienda è la società agricola I Padroncini dei fratelli Lorenzon. Siamo a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso. Il colore è certamente tipico del nostro territorio, tipico del vitigno prosecco, questo giallo paglierino con riflessi verdi. Presenti anche le bollicine, numerose. Al naso. I profumi sono certamente generosi, legati al mondo della frutta, la pera e la mela. Bella anche questa sensazione di mandorla acerba nel finale. Proviamolo in bocca. L'esordio in bocca è certamente buono, con profumi retroolfattivi legati al mondo della frutta e anche dei fiori. Certo, un vino un po' spensierato, forse il vino della nostra tradizione, il vino delle famiglie o della compagnia. Servire fresco, in abbinamento con un'insalata di pollo e verdure. Evviva! Seconda parte di Cronache Trevigiane ancora dedicata all'Assemblea di Un'Industria 2011. Sentite alle mie spalle il presidente di Un'Industria Treviso, Alessandro Vardanega, applaudito dagli imprenditori trevigiani. Ai nostri microfoni però andiamo a sentire le dichiarazioni di Luca Zaia, presidente di Regione del Veneto, appena giunto qui a questa assemblea. Sentiamolo. L'economia ci dà degli indicatori che non sono sicuramente rassicuranti in questo momento. Il Veneto ha avuto circa 142.000 disoccupati dall'inizio della crisi, non è colpa del governo, è una crisi congiunturale internazionale. È pur vero che le nostre piccole e medie imprese soffrono di più perché ad esempio hanno la difficoltà dell'accesso al credito e quindi anche le banche le hanno abbandonate. Abbiamo assolutamente necessità di una riforma fiscale e della semplificazione. Queste sono le cose che chiedono non solo gli imprenditori ma anche i lavoratori. Il pensiero del presidente di Regione Veneto, Luca Zaia, è chiaro. Adesso però ci andiamo a vedere questo servizio di Cronache Trevigiane e poi rientreremo in questo studio ideale con delle dichiarazioni un po' sorprendenti, a sorpresa, del ministro Sacconi, che ha dichiarato che la camminata di Un'Industria Treviso è stata fatta contro un sindacato. A tra poco. Il gran giorno si avvicina. Il 26 giugno scatteranno i mondiali di mountain bike che si terranno sulle strade, anzi sui sentieri ripidi e scoscesi del Montello. Partenza da Montebelluna per poi affrontare gli oltre 115 km di saliscendi che decreteranno il nuovo campione iridato di specialità. Vero motore dell'organizzazione di questi mondiali è senza ombra di dubbio l'associazione Pedali di Marca, presieduta da Massimo Panighel.
Eccolo ai nostri microfoni. È un evento unico nel suo genere, è la seconda volta che si presenta in Italia, la prima volta nel Veneto. Grandissima opportunità per il territorio perché è un evento che riesce a catalizzare l'attenzione di oltre 2500 atleti in rappresentanza di oltre 40 nazioni. È il quarto mondiale che riusciamo a avere qua in provincia di Treviso dopo 2 mondiali su strada dell'85 e del 99, bissato appunto dal successo delle bandie del 2008 del ciclocross, quindi la prima volta che la mountain bike entra a Treviso e nel salotto buono di Montebelluna. Un evento che avrà ricadute molto positive dal punto di vista economico sul territorio della Marca trevigiana, un aspetto sottolineato dal presidente di Assosport Luca Businaro. Lo sport a livello mondiale portato in questo territorio vuol dire coinvolgimento della popolazione del turismo e delle aziende dello sport. E secondo, un evento che può portare un flusso di persone, sia di turisti ma anche di appassionati, che possano apprezzare da un lato le caratteristiche del nostro territorio e dall'altro le aziende che investono e creano prodotti per lo sport in questo territorio, che è anche il distretto dello Sport System in Italia. Il Montello, un luogo caro a tutti i trevigiani e che durante il mondiale tutto il mondo avrà modo di conoscere. Il presidente di Pedali di Marca, Massimo Panighel, ci parla dell'occasione unica che si presenta per quest'angolo incantevole del trevigiano. Non deve essere un progetto solo sportivo fine a se stesso, è un progetto che deve coinvolgere il territorio, deve coinvolgere il pubblico, deve coinvolgere la collaborazione di tutte le sinergie che il Montello offre. Il Montello è ricco di tutto, è ricco di sport perché appunto facciamo un campionato del mondo, è ricco di natura perché c'è un bosco unico, un territorio ricco di sapori, di enogastronomia, quindi abbiamo tutto. Non mettere in sinergia, in collaborazione tutte queste voci vorrebbe dire veramente perdere l'occasione di promuovere un angolo della Marca trevigiana unico nel mondo. Il 26 giugno tutti sul Montello, non perdete i mondiali di mountain bike. L'Assemblea 2011 di Unindustria Treviso passerà alla storia per essere quella della camminata, non di protesta, ma come dicono gli industriali di proposta. Eppure nelle dichiarazioni del ministro Sacconi, che adesso andiamo a farvi ascoltare, c'è un passaggio particolare. Il ministro Sacconi dice: questa camminata è stata fatta contro un sindacato. Andiamo ad ascoltare. Credo che queste iniziative maturano in certi momenti, come fu la marcia dei 40.000 a Torino, o come è stata la marcia della maggioranza silenziosa di De Carolis a Milano. Cioè anche le borghesie nel loro piccolo si incazzano quando legittimamente vedono troppe ostilità alla cultura d'impresa. Quindi è rivolta più alla CGIL che al governo, credo. Bene, a questa dichiarazione del ministro Sacconi tra poco risponderà il segretario di CGIL Treviso, ma ci sarà anche la controreplica del presidente di Unindustria Treviso che ribadirà ovviamente i concetti a lui cari, cioè questa camminata è di proposta. Ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane e poi ascolteremo Barbiero. A tra poco. La marca Autoservizi continua a crescere in qualità e affidabilità. A dirlo sono i suoi clienti. Un'indagine sulla qualità percepita dagli utenti della stessa azienda trevigiana di autotrasporto ha dato delle risposte significative e positive. Sono circa 10 anni che la marca usa questo sistema e di servizio da allora è sensibilmente migliorato. Siamo molto orgogliosi di queste risposte perché ci fanno capire il grado di soddisfazione dei nostri clienti, che io preferisco chiamare utenti perché è un servizio pubblico quello che noi diamo e quindi non un servizio commerciale. L'indagine sulla percezione dei servizi La Marca è stata condotta su un campione di circa 450 utenti, di cui il 97,4% ha risposto che considerano i bus della società in questione altamente sicuri. Molto alto anche il livello di sicurezza personale a bordo. Il giudizio positivo arriva dal 96,9% degli intervistati. Infatti, quasi il 90% si dice soddisfatto delle azioni di vigilanza e di controllo svolte dal personale di bordo. È un percorso che noi abbiamo cominciato qualche anno fa in collaborazione con la Polizia Stradale, con i Carabinieri e con i nostri vigilanti per poter dare un servizio molto qualificato e molto sicuro ai nostri utenti. 9 passeggeri su 10 si dichiarano soddisfatti del livello di comfort, mentre per circa l'80% degli intervistati la pulizia a bordo dei mezzi di La Marca è soddisfacente. Quasi totale è anche la soddisfazione per i servizi aggiuntivi che La Marca dà ai propri clienti.
Il periodo sperimentale è finito, da settembre cominciamo a rendere operativo questo sistema. Abbiamo visto in questo periodo dei cambiamenti molto interessanti e soprattutto abbiamo quasi cancellato l'evasione che c'era sui nostri mezzi. Un appello che voglio rivolgere a tutti i giovani è quello di registrarsi, perché molte volte abbiamo constatato che per pigrizia il giovane con l'abbonamento in tasca non si registra, e questo è un grave fatto, perché il controllore potrebbe verificare questo atteggiamento dei giovani, applicare una multa che poi non sarebbe più eliminabile. Movimarca, il sistema di bigliettazione elettronico che darà mobilità all'utente in tutta la regione con un biglietto unico, ha incoronato la marca come un'azienda altamente innovativa a vantaggio della propria clientela. Ora bisogna fare attenzione, perché chi non registrerà la propria salita a bordo dei bus incapperà nelle sanzioni previste. Facciamo quindi questo gesto per viaggiare in sicurezza. Ed entriamo in questo studio ideale dedicato a questa iniziativa di Unindustria, assemblea ovviamente annuale ma condita da tanti significati, con Paolino Barbiero, segretario di CGIL Treviso. Allora iniziamo subito da quello che l'ha un po' sorpresa. Il ministro Sacconi dice Unindustria protesta contro un sindacato, l'interpretazione è stato CGIL. Beh, come sempre il ministro Sacconi prende degli abbagli. Confindustria protesta contro il governo, protesta a ragion veduta, come lo abbiamo fatto noi con lo sciopero della settimana scorsa, perché questo governo non sta facendo serie politiche industriali. Questo governo pensa di creare occupazione tagliando i diritti, destrutturando le tutele, sia quelle sociali sia quelle con gli ammortizzatori sociali, senza intervenire sul fatto che bisogna allargare la base di chi non paga le tasse e attraverso questi maggiori introiti investire su una seria politica industriale. Bene, abbiamo ascoltato la CGIL di Treviso ribadire alcuni concetti, ma diamo parola adesso ad Alessandro Vardanega a chiudere questa puntata di Cronache Trevigiane, che ribadisce questa camminata perché è stata voluta, perché gli industriali di Treviso l'hanno svolta. Questa è una manifestazione per un paese che sappia finalmente mettere al centro della propria agenda le priorità dello sviluppo. Quindi significa che è il paese che deve muoversi, non solo il governo, è il paese che vuole muoversi, perché in questo nostro paese abbiamo ancora troppi vincoli, rallentamenti che si realizzano anche su provvedimenti approvati, ma che poi non trovano applicazione perché la burocrazia a una parte del paese fa ricorsi e bloccano le cose. L'associazione di Treviso col sindacato ha avuto momenti di confronto anche aspri e probabilmente ce ne saranno anche degli altri, però credo che qui a Treviso abbiamo dimostrato la maturità, la capacità di governare questi momenti anche difficili. Siamo stati capaci di stipulare un patto sociale importante col quale abbiamo condiviso un accordo sulla produzione, sul lavoro, ma anche una visione del futuro. Certo, c'è una parte del sindacato, una frazione sindacale che continua a ragionare con logiche antagoniste, ma questo non è il modello che c'è qui a Treviso. Qui a Treviso c'è una grande condivisione e questa è la prova di responsabilità nazionale che dobbiamo portare avanti. Bene, con queste dichiarazioni di Alessandro Vardanega, presidente di Unindustria Treviso, finisce qui questa puntata di Cronache Trevigiane che vi ha voluto raccontare questa assemblea 2011 densa di argomenti, davvero pregna di significati. Noi ci fermiamo qui a Cronache Trevigiane, come sempre tornerà la prossima settimana, stessa emittente, stesso giorno, stesso orario. Alla prossima!